Nuove polemiche sui bandi POIC, progetti operativi di imprenditoria comunale per i quali la Regione, attraverso i fondi PILS dell'Unione Europea, ha stanziato 31 milioni di euro. A riaprire la questione il capogruppo del PDL in Consiglio Comunale Pierluigi Saiu, che mesi fa aveva denunciato l'esclusione del Comune di Nuoro dal bando perché la domanda a sportello era stata presentata in ritardo. Mentre BIT, ricorda Saiu, aveva inoltrato la sua per via telematica pochi secondi dopo la mezzanotte, Nuoro l'aveva fatto con 8 ore di ritardo, finendo 32esimo in classifica e fuori dai finanziamenti. Allora l'amministrazione comunale aveva risposto alle osservazioni di Saiu che la Regione aveva dato rassicurazioni su una prossima riapertura dei termini del bando con l'immissione di nuove risorse che avrebbero reso possibile il finanziamento dei progetti elaborati da Nuoro. L'iniziativa poi, che adesso è entrata nella seconda fase, che è quella della presentazione dei progetti per ognuno dei quali sono disponibili 50.000 euro, domande da presentare entro il 31 dicembre. Ma a questo secondo momento, denuncia Saiu, le imprese nuoresi non potranno partecipare perché il Comune, contrariamente a quanto sperato dall'amministrazione, è rimasto fuori dalla graduatoria nonostante le rassicurazioni della Regione. Saiu cita la determinazione numero 24.385 del direttore generale dell'assessorato regionale al lavoro, nella quale Nuoro non figura. Secondo l'esponente dell'opposizione, l'amministrazione si è fidata di un comunicato stampa dell'assessore regionale al lavoro in cui si promettevano nuovi fondi, senza verificare che questo accadesse. Morale della favola, le imprese nuoresi sono rimaste a bocca asciutta e Nuoro, scrive Saiu, ha perso 1 milione di euro. Ci troviamo di fronte a un vero pasticcio, una specie di nuova forma di larghe intese di cui avremmo fatto volentieri a meno. Per Saiu la soluzione potrebbe essere quella di trovare le risorse per aumentare la dotazione finanziaria dei fondi POIC e consentire anche alle imprese nuoresi di beneficiare di quelle agevolazioni a cui per ora non hanno accesso, conclude Saiu, perché il Comune di Nuoro ha mandato in ritardo la domanda.